Pippo Calandrino, il regista di questo evento di questa sera presso la chiesa del Villaggio Mosè, dedicato alla Madonna, una manifestazione sicuramente molto bella con tanti partecipanti. È un evento che io ho definito un gala mariano, perché non è uno spettacolo, non è una preghiera, non è un concerto, ma è tutto questo insieme per lodare Maria. Come si svolgerà l'evento? Quali saranno i protagonisti della manifestazione? Protagonisti due cori, il coro diocesano diretto dal maestro Graziella Fazzi, il coro Pentagramma a colori diretto dal maestro Lorenzo Puma, l'associazione bandistica Vincenzo Bellini diretta dal maestro Carmelo Mangione, i musici nella liturgia Totò Cipolla e Michela Camilleri, e poi ci sarà la splendida voce di Anna Grazia Montalbano e la presentatrice Margherita Trupiano, non poteva mancare. Un lavoro cui tu hai dedicato parecchio tempo. Ma è nato da un'ispirazione avuta qualche anno fa, infatti dell'Aurora nasce nel 2015 nel contesto di un evento un po' particolare, di un evento un po' particolare, e quindi da lì ho cominciato a scrivere dei versi, ho messo insieme delle cose ed è venuto fuori questo spettacolo. Sono fiera di partecipare a questa bellissima manifestazione dedicata alla Madonna, il cui artefice Pippo Calandrino è stato un ottimo regista. Cosa avranno, diciamo, da ascoltare gli spettatori? Io reciterò delle preghiere rivolte alla Madonna, vedrete. Come valuta questo evento? Ottimo, ovviamente. Non solo perché ci partecipo, ma come dicevo prima perché appunto Pippo ha curato il tutto nei minimi particolari. Sono contento per questa bella iniziativa che quest'anno abbiamo voluto col Consiglio Pastorale ed è bello perché la comunità si ritrova assieme, ma si ritrova in un contesto dove abbiamo edificato questa nuova chiesa, una chiesa che ci invita ad essere pietre vive, pietre che devono edificare il Tempio Santo di Dio, e in questi tempi particolari credo che se ognuno di noi riesce a fare bene la sua parte avremo un mondo più vero, più bello, fondato sulle cose insieme alla preghiera portata. Anche lo spettacolo. Certo, Pippo Calandrino, un mio carissimo collaboratore, quando mi propose questa bella iniziativa io dissi la prima cosa: allora l'importante, a me interessa che la parrocchia dà. Allora loro hanno pensato, hanno progettato, non vedo l'ora stasera di sedermi e deliziarmi di questa bella iniziativa.